Pace e bene dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo la Santa Messa e affidiamo all'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto, il numero 13, Lodate Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. 29 luglio, oggi celebriamo la memoria dei santi Marta, Maria e Lazzaro. I fratelli Marta, Maria e Lazzaro ricevettero il Signore come ospite nella loro casa a Betania. Marta lo servì con delicatezza e Maria lo ascoltò con devozione. Con le loro preghiere ottennero che il fratello ritornasse in vita. Ecco, vogliamo lodare e benedire il Signore perché oggi il Signore ci dice che ci tiene moltissimo ad essere amico nostro e vuole anche con noi fare questa storia che ha fatto con i fratelli di Betania. Vuole anche entrare nella nostra casa, nella nostra vita, vuole stare con noi, vuole essere amico, vuole essere accolto, vuole essere amato. Chiediamo perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, il tuo Figlio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita e ha accettato l'ospitalità nella casa di Marta. Concedi a noi che servendolo fedelmente nei fratelli siamo nutriti
con Maria dall'ascolto della sua parola. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Gustate e vedete come è buono il Signore. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una sola cosa c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Parola del Signore. Oggi la Chiesa ci invita a fare memoria, di questa famiglia di Marta, Maria e Lazzaro che accoglievano Gesù nella loro casa. E la preghiera che abbiamo innalzato all'inizio della messa, guardate, è un capolavoro, è una preghiera veramente che mette in evidenza le caratteristiche di questi tre fratelli e che cosa è successo a questi tre fratelli e sorelle. Il Figlio di Dio ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita, quindi viene subito identificato ciò che il Signore ha compiuto in quella casa. Ha richiamato Lazzaro dal sepolcro alla vita. Poi ha accettato Gesù l'ospitalità nella casa di Marta. Gesù amava Marta e amava Maria, tutte e due, soltanto che ha voluto sottolineare che Marta era troppo presa dalle cose da fare e non si accorgeva che c'era l'ospite importante nella sua casa. E Gesù l'ha richiamata dicendo: non lasciarti prendere da troppi affari, da troppe preoccupazioni, ci sono io qui, fa come Maria, godi della mia presenza. E poi concedi anche a noi che, servendoti fedelmente nei fratelli, siamo nutriti come Maria dall'ascolto della tua parola. Quindi Lazzaro, Marta e Maria. Questo ci fa capire che la parola del Signore è vera, quello che abbiamo sentito nella prima lettura. Dio è amore, Dio ama stare con noi uomini, desidera essere accolto, ma accolto con amore, non con senso di schiavitù, di servitù. Dio non vuole servi, vuole amici. È bellissimo questo. E la parola di Dio che abbiamo ascoltato è fortissima. Non siamo stati noi ad amare Lui, ma è Lui che ci ha amati, è Lui che bussa, è Lui che viene a cercarci, viene e desidera stare con noi. Mi viene alla mente un episodio di un parroco che era andato a trovare una persona anziana, ammalata, ed era sul letto, e sempre lì bloccato sul letto. E quando il parroco è entrato ha visto che c'era una sedia vicino al suo letto. E il parroco, entrando, gli ha detto: ma aspetti qualcuno? Ho visto che c'è questa sedia vicino al tuo letto. E l'ammalato, la persona anziana, gli ha detto: no, reverendo parroco, passo tante ore in solitudine. E allora, per superare questa solitudine, ho usato questo stratagemma. Ho fatto mettere da mia figlia questa sedia vicino al mio letto. E allora, per fare cosa? Mi immagino
che Gesù entri nella mia camera, nella mia casa, e si sieda su questa sedia e io gli parlo e mi riesce più facilmente a pregare, a sentire la presenza di Gesù vicino a me in questo momento. E mi sembra di vederlo, che mi sta vicino, che mi guarda, e così supero più facilmente la solitudine, la mia sofferenza. Bellissimo. Il parroco ha raccontato che quando poi è uscito così, è tornato a casa, dopo 2 giorni la figlia è andata a trovare il parroco, dicendogli che era uscito un attimo dalla stanza del papà per prendere un bicchiere d'acqua che aveva bisogno di bere, stava proprio con fatica respirando, e quando è tornata ha trovato il papà sollevato dal cuscino e con la testa appoggiata sulla sedia vuota che era lì vicino al suo letto, e l'ha trovato morto. E il parroco, che aveva sentito il significato che l'ammalato gli aveva raccontato, è rimasto scioccato, impressionato, ma dalla fede profonda di questa persona semplice che praticamente nella sua piccolezza ha immaginato Gesù come nella casa di Betania, seduto lì a fianco, perché lui sapeva che poteva contare su questa presenza amorosa, dolce, della presenza di Gesù accanto a lui. Ecco la memoria di Marta, Maria e Lazzaro, ecco, ci dice che dobbiamo vivere con questo senso di stupore, di meraviglia, di gioia. Gesù vuole entrare nella nostra vita, nella nostra casa, per stare con noi, per sollevarci dai nostri momenti di paura, di scoraggiamento, di sofferenza, ma possiamo contare sulla fedeltà, sull'amore, sull'amicizia di un Dio che è innamorato di noi. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, proclamando le meraviglie operate nei Tuoi santi amici Marta, Maria e Lazzaro, umilmente imploriamo la Tua misericordia. Come Ti fu gradita la loro premurosa dedizione d'amore,
così ti sia accetto il nostro servizio sacerdotale. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la Tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della Tua misericordia. Nella vita dei santi Marta, Maria e Lazzaro ci offri un esempio, nella comunione con loro un vincolo di amore fraterno, nella loro intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo te rese grazie, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del Tuo Figlio, Ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla Tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della Tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella Tua misericordia di Claudio, Egidio e Giuseppe e di tutti i defunti. Ammettili alla luce del Tuo volto. Vieni tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Maria, Marta e Lazzaro e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo al Signore di avere sempre questo cuore aperto, di avere questa fede profonda e di sentire sempre e cogliere questa presenza, questo ospite importante, Dio che vuole venire a stare con noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscono per la vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà, e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per gli amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi dirò. Questo è il mio comandamento.
ancora amare, ma io ho chiamato miei amici, rimanete nel mio amore ed amate il Padre come me. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi, come io ho amato voi. Preghiamo. La comunione al corpo e al sangue del tuo Figlio unigenito ci liberi, o Signore, dagli affanni delle cose che passano, perché sull'esempio di Santi Marta, Maria e Lazzaro progrediamo sulla terra nella carità sincera e godiamo senza fine della tua visione nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Accompagniamo con affetto e con la preghiera fra Luca e Marco, che oggi partono con altri 7 ragazzi giovani a un'esperienza missionaria in Africa, in Angola, Banza Congo, e che il Signore li accompagni, li benedica. Ecco. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente attraverso l'intercessione di santi della casa di Betania e di San Leopoldo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. O Maria Santissima, o Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. O Maria purissima, sei l'eletta del Signor, salva i tuoi figli, guidali al cielo, sorreggi tu la speranza del cuore. Ave,
telespettatori, siamo con l'ingegner Marco Furlan, titolare della Furlan Costruzioni, e parliamo quindi di abitare di qualità dell'abitare e benessere. Cosa vuol dire questo, ingegnere? Cosa vuol dire? Le recenti normative europee imporranno a realizzare abitazioni prive di emissioni inquinanti, ovvero sia abitazioni che consumeranno poco e abitazioni che non inquineranno, appunto. Ben venga, benissimo, sarà un beneficio personale perché consumerò meno e collettivo perché le case inquineranno meno, ma questo non è benessere abitativo. Un'abitazione efficiente non è sinonimo di abitare di qualità. Un'abitazione per garantire un comfort abitativo, a mio avviso, deve assicurare benessere, tranquillità, serenità e devo avere la percezione che la mia privacy è rispettata e garantita. Per far questo bisogna lavorare correttamente già a livello progettuale, ma bisogna pensare soprattutto a spazi belli da vivere, spazi a misura di chi li andrà ad abitare, quindi in fase di progettazione bisogna pensare alle esigenze di chi andrà ad abitare queste case, bisogna pensare alla tipologia di famiglia, alla tipologia alle abitudini che avrà chi andrà ad abitarci, proprio perché gli spazi siano quelli adeguati a chi andrà ad abitarci. Bisogna molto pensare anche agli spazi esterni. Sia un giardino o sia una terrazza, è importante in casa propria poter passare del tempo all'aperto, perché vivere all'aperto rigenera, è un beneficio mentale e fisico, quindi è importante poter godere e usufruire di uno spazio all'aperto. Bisogna pensare anche alla possibilità